You are live. Quanto è bella questa frase che l'ho letta per 22 sere di fila quasi. You are live. Quando parte la diretta viene fuori cosa scritta? You are live. Tu sei vivo. Sì, sono vivo. Chiuso in casa, ma sono vivo. Anzi no, oggi ho fatto il primo giro in bici, ragazzi. Oggi ho fatto il primo giro in bici potente. Sto anche montando un video perché c'era una giornata fantastica. Buon pomeriggio, anzi buonasera quasi, buon orario di aperitivo. Noi siamo qua per quest'ultima diretta di questa serie di dirette che abbiamo fatto in questi giorni di quarantena. Dunque, lo dico per chi non si è mai collegato con noi le altre sere, noi abbiamo fatto per una ventina di giorni, diciamo nel periodo più tosto della quarantena, abbiamo fatto una serie di dirette tutte le sere dalle 22 alle 23 e la facevamo in orario tardo perché avevamo problemi di linea internet e anche questa sera siamo partiti un po' in ritardo perché ci sono un po' di problemi di connessione, però in qualche maniera la portiamo a casa perché vorremmo poi darvi un saggio di tutto quello che abbiamo fatto in questi 20 giorni, ovvero il creme della creme di tutto quello che è successo. Ho già degli ospiti sotto pronti, dunque mi raccomando, condividete la diretta, prendete il vostro telefonino, c'è un pulsantino sotto la diretta è scritto condividi, cliccate, condividete la diretta con i vostri amici sui vari gruppi, sui vari video parties, eccetera, eccetera. Fateci sapere se si sente bene, se si vede bene, perché siete voi che ci date poi il check. Siamo già una cinquantina, dunque siamo partiti molto bene. Di solito la sera noi eravamo una cinquantina fissi, erano pochi ma buoni, eravamo sempre un gruppo di 50 persone. E vedo già i primi commenti perché noi possiamo leggere solamente i commenti, siamo in diretta su Facebook e in contemporanea su YouTube, dunque se volete anche se volete guardarci su YouTube io ve lo tra virgolette consiglio anche perché la qualità video e audio è superiore a quella di Facebook, dunque se vi volete spostare sulla pagina YouTube di Cacafocu vedete la diretta che è partita, lasciate anche magari con l'occasione un'iscrizione al canale di YouTube che conta un 12.000 persone per quello. Allora, io voglio fare dei saluti veloci a chi si è collegato adesso, a chi magari ci sta mandando i primi commenti, ovvero Michele Vitale, Marina Schirinzi, ciao, mi saluti, eccola qua, accontentata? Silvia Savio, eccola qua, grandissima Silvia, onnipresente anche lei tutte le sere di questo periodo di dirette. E Sergio Canino, Simeri, Cricchi Catanzaro, c'è Sergio Canino presente! Maron, Sergio, avevamo spettatori, abbiamo Mirko che ci guarda dal Salento e Sergio Canino che ci guarda dalla Calabria, ragazzi, stiamo diventando internazionali. E poi Andrea Gaiardoni, l'internet va ogni 46 anni, l'internet a quest'ora è un po' pericoloso. Luca Traini, o anche lui ogni sera in diretta con noi. Buon pomeriggio Mauro and Friends, ci saluta. E poi Elfasi Mosè, super, Luca Traini, aspetta che mi partano via i messaggi. Allora, aspetta un attimo che blocchiamo. Bello che ci sono anche gli haters, no? Quelli che ti insultano, io li blocco. Più bello così. È quella la roba bella dell'internet, no? Ti sta tu apri una cosa, è aperta a tutti, se uno viene dentro e poi non lo vuoi, basta che lo blocchi, non continuare a fare polemiche come fanno altri per accrescere poi, perché pubblicità anche quella, però l'ho mandata a fanculo direttamente, ma ha scritto sfigato, non so che cazzo, si vede che qualcuno che si è collegata così su YouTube. Allora, l'altro giorno ho visto la diretta di Montemagno che era con Bisio, c'era uno che continuava pelati di merda, siete due pelati di merda, loro ci ridevano sopra questa cosa, ma è bello, ci vogliono quelli, se ci sono quelli vuol dire che ci sono tante persone che ci stanno guardando, infatti guarda, sempre più. E allora, che salutiamo Andrea Gaiardoni, Maurizio Bonabuglio, Vittorio Cecchinato, Federico Zanini, Erika Avi, e dalla Francia Elfasi Mosè, Michele della Gatta, ciao, puoi salutare la mia nipotina Rita,
Lino, ciao nipotina di Michele, l'abbiamo salutata, la nipotina Rita. E Luca ci vorrebbe conoscere dal vivo tutti e tre, ma allora noi abbiamo promesso che, intanto scusate, perché tutti e tre stiamo parlando di lui, Giuseppe Forte, e le sue sigle improbabili proposte ogni sera. Eccolo qua, psicopatico, come al solito, e poi il nonnetto che scusa, l'ho beccato che stava sorseggiando una birretta, ho voluto... Cioè, ma ogni tanto mi stavo continua, ecco, ragazzi, stavo dissettando. Ecco, io di solito me la faccio con loro, per lavori, eccetera. Ecco. Standing ovation. Allora, eccoci qua, dai, tutti e tre. Ragazzi, l'ho rotto. Grazie al cazzo, con le mani che c'hai. Allora, stavo rispondendo a Luca. Quando finirà tutte cose qua, sicuramente faremo una festa negli studi e poi organizzeremo, questo molto probabilmente da settembre, e organizzeremo delle dirette con degli ospiti, con anche qualche pubblico. Stiamo pensando di fare qualcosa in diretta, no, perché poi la diretta comunque ce n'è sempre 70-80 in diretta con noi, ma poi viene rivista, ricondivisa, perciò ci stiamo pensando. L'importante è che finito questo poi partiremo con i nostri video ufficiali Cacafoco. Cos'è che volevi tu? Ma davvero uno ha scritto sfigati? A te? No, non so, aveva una lista diretta del cazzo, una roba del genere. No, ma probabilmente deve essere uno che stasera non può ritrovarsi col congiunto, allora... ma perché da stasera 23:59 ci si ricongiunge. Allora, salutiamo Mirko, chiaramente anche lui c'è perché non se l'è perso l'appuntamento, Andrea Pitteri, Luca Marcomini, Massimo Solato, Mossimino, grande autista, Oriano Bombieri, ciao Mauro. Dopo quando mandano un messaggio mi scattano giù tutti e non riesco più a che spiega. No, eccoli qua, li ho ripresi. Mauro, ciao Massimo, grande, ciao Mauro da Cerro Veronese, Oriano Bombieri, Emilio Rigo, ciao Emilio, grande, oggi sono stato a San Michele, ragazzi. Sono tornato, perché io appunto sempre di là. Oggi ho fatto un giro in bici, dopo ve lo racconto. Allora, Cinzia Donno, buonasera da Otranto, bellissimo, da Otranto. Mirko sta lavorando, Gio Koala, Stefano Ferrari, poi Loris Giardini, Barbara Piccoli, Simone Brisighella, ci sono tutti. Michele Comparini, ciao a tutti, vi saluto dalla Bassa Veronese in Villa Bartolomea, e viva anche la Bassa. Andrea Gaiardoni, Oriano Bombieri, Andrea Padovani, Enrico Pasotto, Simo, Paolo Falavigna che si è appena collegato. C'è tantissime persone questa sera. Guarda Gigi. No, dico, Andrea Gaiardoni è la quarta volta che la sento. Forse hai fatto il giro... No, perché li leggo, poi riscrivono dei messaggi, io leggo i nomi per salutarli un po' tutti, ragazzi. Non c'è un modo per escluderli, cioè nel senso uno scrive un messaggio, poi... Comunque salutiamo Andrea Gaiardoni. Ciao! C'è quello che scrive un messaggio... E inoltre vorrei fare un saluto che ha appena scritto Gagliardoni Andrea. Ho capito. Io volevo salutare Andrew Gagliardons. Allora, no, vabbè. E anche ci scrivono dalla Francia anche. Ciao ad André Gagliardoni. Ma vaffanculo, dai. Io leggo i nomi per salutare un po' tutti, però chiaramente c'è chi si ripete. Allora ragazzi, ho degli ospiti stasera, perciò non andate via, perché il primo ve lo voglio far vedere subito, perché faremo un esperimento in quest'ora di diretta, oltre a tutte le cose che poi andremo a fare e che vi racconteremo, faremo anche un esperimento culinario. Eccolo qua, Giovanni Renoffio, ci sei? Sei pronto? Allora, ragazzi, lui ci ha accompagnato, era il nostro chef ufficiale per tutta, diciamo, questa serie di dirette che abbiamo fatto. Il mio compagno. Giovanni, presentati da solo, dai, vieni vicino, magari se puoi venire, se potete avvicinarvi, c'è la regia, vedi. Tra l'altro, allora, chiudo parentesi. Scusa Giovanni, volevo aprire e chiudere parentesi. La compagna di Giovanni è di Lecce, no, giusto per cambiare, no? Di Cursi, un paesino vicino a Maglie. Giusto Giovanni, dico bene Giovanni, dico bene.
abbiamo visto in TV Linea Verde che parlavano delle cave di pietra di Cursi. Allora, questa sera facciamo questo esperimento per divertimento anche. Giovanni, scusa un attimo. Ti fermo un secondo, perché si sente distante, perciò o si avvicina lei col telefono o hai qualcosa, hai le cuffie Bluetooth che non funzionano, si sente molto distante. Perciò, allora, basta che venga avanti, sì, che si senta meglio. Allora, ci dicevi, cosa ci fai stasera? Perché, Giovanni ha apparecchiato tutto e... Ragazzi, guardate che ero... Devo alzare il volume lì. Un attimo che alzo il volume del telefono. Vai. Sì, dai. Vai Giovanni. Tranquillo che adesso la tua ragazza alzerà un attimo il volume con una certa velocità, quindi di Cursi. Okay. Allora, questa sera mi sentite adesso? Sì, un po' meglio, dai. Sta un po' più vicino, allora parlo anche più forte. Praticamente facciamo un bel risottino, invece di parlarne lo cuciniamo. Un risotto con salsiccia, con radicchio rosso e con ripasso. E quindi vediamo un po' cosa... Come? Ripasso. Perché non la sai la ricetta? No, la ricetta. No, ripasso la ricetta. Dai, ma perché? Ma poi lui gli dà no, perché non dargli corda, perché non prego. Giovanni, allora, io comincio già a lavorare. Mi raccomando, di veronese, il radicchio già messo in ammollo in acqua fredda perché perda l'amaro. Nel frattempo ne taglio un po', così per far vedere, e comincerò a cucinare. Insomma, è un piatto classico della nostra tradizione, semplice, niente di ricercato, ma sempre buono. L'importante è che in questo piatto serve parecchio vino, per il risotto e per il cuoco, quindi è una cosa molto molto particolare. Io vado avanti e lavoro. Quando lo collegate me lo dite e vedete quello che sto facendo. Bravissimo. Bene, allora, Giovanni, scusa, fatemi fare due precisazioni tecniche. Allora, Giovanni, tu purtroppo devi abbassare il volume, perché sennò noi ci ritorna. Semmai, guarda, io ti accendo, e magari quando non sei in diretta puoi provare a sistemare un attimino l'audio, perché sennò se alzate il microfono è come la radio, no? Avete presente quando chiamavano quelli della radio? Sì, però abbassa il volume, perché si ascoltavano dalla macchina e poi rientrava nel telefono. Allora, ragazzi, abbiamo degli ospiti. Dunque, c'è Giovanni che... seria da fare a Giovanni, cavolo, peccato. No, volevo chiedergli... No, sul serio, volevo chiedergli quanto durava, cioè la ricetta, quanto ci metteva a farla, tipo 40 minuti. Allora, forse lo possiamo chiedere. Giovanni, ci sei? Vediamo se si sente meglio. Sì, ci sono. Allora, risotto, amarone e radicchio. No, ripasso. Scusa, ripasso e radicchio. Noi adesso vediamo, ogni tanto ci colleghiamo con te, vediamo come sta andando la ricetta e poi alla fine vedremo anche il risultato che chiaramente non potremo assaggiare. Quello ci penso io, fidatevi, dai. Allora, ok Giovanni, noi intanto in quest'ora ci colleghiamo con te, ti diamo un'occhiata cosa stai facendo. Risotto. Lo ricordiamo per quelli che non ci hanno mai visto nelle altre sere. Giovanni è un mastro risottaro di Isola della Scala, dunque non è il primo qualunque. Cosa Gigi dicevi? È il mio paese nativo, Isola della Scala. Nativo di Isola della Scala. Eccolo qua che è partito. Allora, cipolla, soffritto e via, e radicchio, ripasso. Io ti ho dovuto, Giovanni, escludere un po' l'audio perché c'è un ritorno pazzesco. Dunque, se riesci a risolverlo anche con un paio di cuffiette sarebbe il top. Bene, partito a cucinare, vedremo alla fine il risultato di questo risotto, ripasso e radicchio dal nostro Giovanni Renofrio, mastro risottaro. Nel frattempo salutiamo anche Mario Bianchi che ci scrive
Mario Bianchi è dal Bianchi. Messico, ragazzi, ci siamo collegati con lui anche una sera con il Messico. E Sara Mensel, ciao Sara, Federica Belligoli, ciao Federica, Paola Baladurage, forse è francese, non lo so, comunque sia. No, è di Isola. Ragazzi, io ho Paola. da farvi vedere una cosa, perché poi avrei degli altri ospiti, no? Allora, siamo stati nel frattempo anzi, no, fai una roba, nel frattempo che io cerco una cosa, Beppe, tu ricorda cosa faremo dopo, perché adesso io vi introduco gli ospiti, che ho. E tu nel frattempo ricorda cosa dobbiamo fare, perché, no, scusate un attimo. Allora, dopo Facciamo le radio stasera. Facciamoli tutti e due. Se abbiamo tempo, però partiamo dalle radio. Spiega il gioco delle radio, perché guarda, potremmo già avere del pubblico, perché magari Giovanni o loro due possono. Comunque, partiamo dalle radio. Dunque, spiegale un attimo che io vado a cercare poi il video per introdurre questi due ospiti. Ok, vabbè. Allora, ragazzi, se ci avete seguito queste sere, nelle ultime serate, abbiamo fatto un altro gioco di improvvisazione che è quello delle radio, dove le radio, dove tutti e tre interpretiamo e improvvisiamo delle radio. Come? Vi diamo l'opportunità di venire con noi in diretta, soprattutto perché è l'ultima, quindi penso che dopo Mauro vi gira un link sulla chat, appunto nei commenti, ci cliccate sopra e potete entrare. Che cosa succede? Voi siete in diretta con noi e ci date degli spunti, quindi dite tre radio a caso, Radio Maria, Radio Quarantena, Radio, non queste perché le ho già dette quindi non valgono, le inventate e io, Mauro e Gigi improvviseremo queste radio, appunto. Quindi apra fuoco perché ve vedremo delle nelle. Ne vedremo Dunque, quella roba lì. Giochi di improvvisazione teatrali, simuleremo di essere degli speaker radiofonici, voi ci date le dritte e se volete entrare a far parte del pubblico, poi io più tardi, dunque non scrollateci via dalla diretta, vi darò un link e potete entrare in diretta con noi, anche gente che c'è già stata, se c'è Davide Angelini qualcuno, insomma. Perché ridi tu? Ma perché non me l'ho spiegato io? No, ma non ti ho ascoltato perché stavo guardando un'altra cosa. Sì, vabbè, ma è la logica, ok? Spiega le radio, ok, le spiego. Adesso spiegale tu, Gigi. Spiegale tu, Gigi. La spiego io. Vai. È un gioco di improvvisazione. Io faccio parte di una compagnia di improvvisazione di Verona che si chiama Impro Schegge, anzi così ne approfitto per invitarvi a partecipare a delle lezioni di prova perché è bellissimo improvvisare. Proveremo più avanti, adesso non si sa quando, però proveremo e basta, e facciamo questo gioco di improvvisazione, impersoniamo delle radio, degli speaker di 3 radio, la terza volta che lo diciamo, comunque radio di fantasia. Per perdere tempo e caricarmi le cose. Esatto. No, perché io vi ricordo che poi in questi giorni, oltre a parlare, devo anche fare sotto la diretta, perché vedo, ad esempio, Giovanni, eccolo qua, vediamo cosa sta facendo, gli diamo un'occhiata, perché vedo che sta mettendo, sta andando avanti con il soffritto, lo vedete? Adesso forse l'audio di Giovanni si sente meglio. Non so come va adesso l'audio. Cioè, perfetto, adesso ti sentiamo da Dio. Come sta andando l'audio? Allora Giovanni, cos'è? Abbiamo messo su il radicchio qua. Meglio. A stufare, il radicchio a stufare. Non sento niente. Com'è? Va meglio adesso? Perfetto. Passiamo. Allora ragazzi, bene, dai, ogni tanto noi lo spiamo e alla fine vediamo il risultato di questo risotto, radicchio e ripasso. Però guarda che mi sa che il problema di Giovanni è l'audio nostro, nel senso rientrava il nostro audio solo quando parlavamo noi, e se l'ha abbassato, cioè lui parla e lo sentiamo, però lui non sentirà quello che diciamo, forse, perché mi pare di aver capito così adesso. No, ci però sente, vediamo. penso che ci sente. Ci sente. Comunque Vabbè, vediamo. Noi dobbiamo guardare e non assaggiare. Allora ragazzi, io vi faccio vedere, vediamo se cos'è che devi far vedere? vi apro il tunnel spazio-temporale, eccolo qua. No,
Aspetta un attimo, eccolo qua. Però non ci siamo noi, cos'è il mega tunnel spazio-temporale per l'ultima diretta. Allora, avete presente quando eravamo al laboratorio Zelig di Padova? Sì. C'erano questi due, questo signore qua, ve lo ricordate? Allora, guardate cosa hanno fatto. Buonasera amici, benvenuti a Telequarantena! Benvenuti alla prima puntata di Telequarantena, amici! Benvenuti! Siamo molto emozionati, siamo emozionatissimi, come vedete. Come state? Come state? Come state? Allora, come vedete, noi siamo in pigiama, rigorosamente in pigiama perché siamo a casa. Siamo a casa da 2 settimane. 2 settimane che siamo chiusi in casa, ragazzi. Siamo la prima trasmissione italiana che non vede l'ora di chiudere il palinsesto. Ufficiale! Avremo il pubblico, dato che non vi sentiamo, se ci applaudite da casa, noi non ce ne accorgiamo mica. Quindi faremo così, oppure avremo anche degli effetti speciali per le risate. Avremo questa dentiera che abbiamo rubato a nostra nonna. Una furaggiera, in qualche maniera, in questi tempi di restrizioni. La prima cosa è lavarsi le mani. Lavarsi le mani minuziosamente. Me ne vada. Un goccino perché deve durare per un mese. Se non viene giù perché l'hai messo in presa. Ecco. Io esagerei. Allora vi farò vedere come si lavano le mani accuratamente. Si parte dal palmo per poi passare alla parte superiore della mano, in mezzo alle dita e anche un giro sotto le unghie. Non è male, non è male. Guarda che si fanno della busta. Mi ha insegnato lei, ho fatto corsi e corsi con la busta. Ma va che si vanno forte, va che bravo. Guardate. Non c'è. C'hai più anelli te, c'hai più anelli te che la Moira non fai. Guarda che roba. Guarda che ti anelli. Grazie Moira. Grazie mille. Applausi che vengono da gattati quando tutte le parti, una cosa esagerata. Poi cos'altro è? Tutte le altre raccomandazioni possiamo dare. Innanzitutto stai in acqua. Scusate. Stai che 100 centimetri di distanza. Siamo fratelli, però la distanza va mantenuta ugualmente, mi raccomando, perché lui sputato ti prende delle confidenze che non che lo scudo. Va bene. Poi metta giù il metro cortesemente adesso. Altra raccomandazione. Ragazzi, ho creato in una settimana uno studio televisivo che vuoi darvi un'idea. Allora, un attimo, guardate queste nuove tecnologie che abbiamo preparato per questa trasmissione, così potete vedere il video. Allora, arrivederci, a domani! A domani! Puntata. Sempre 18:30! Partita la musica bomba, ragazzi, e io da Gattatico, direttamente da Gattatico, ho con noi questa sera i fratelli Scalabrini, eccoli qua con Telequarantena. Ciao. Buonasera, benvenuti a Telequarantena. Buonasera Verona. Ciao. No, ricordiamo che Gattatico in provincia di si sente di Reggio Emilia, dunque, ma si capiva leggermente dall'accento, un po' così, diciamo. Appena, dai. Come state, ragazzi? Bene, addio. Molto bene. Come va? Aspetta. Come potete vedere, lo studio dalla prima puntata che avete appena fatto vedere, lo studio è migliorato, abbiamo cambiato, esatto. siamo evoluti, anche i pigiami sono spariti, esatto. Siamo rinnovati. Come allora, vedete, andate a letto così Damiano, adesso. perché no, raccontiamo la storia. Voi siete due comici, noi ci conoscevamo dai tempi di Zelig, poi voi chiaramente siete fratelli. A un certo punto di questa quarantena avete detto: ma cosa facciamo? Apriamo una trasmissione in casa con dei fan e siete dei grandi. E hanno cominciato a fare questa diciamo diretta, cos'era? Tutte le sere, adesso è finita, giusto? Vero? Dal lunedì al venerdì. Sì, ora abbiamo terminato. Siamo arrivati alla 30ª puntata mercoledì appena passato. Tra l'altro noi siamo stati ospiti una sera vostri e tra l'altro avevate un grandissimo pubblico, se devo dirlo, molto più del nostro, perché voi avevate sempre quanto? Un centinaio di persone collegate quasi ogni pomeriggio, sì. No? All'incirca. Sì, anche di più delle volte è capitato. Poi soprattutto il nostro pubblico è prettamente femminile, però. Che sfiga, cazzo. Allora, magari.
Allora, Ma guarda ragazzi, che voi, le uniche... voi avevate il vostro regista che vi curava un po' tutta la messa in onda e chiaramente poi facevate intrattenimento che, come diceva ieri ospite il sindaco del mio paese, è fondamentale. In questo periodo è stato riconosciuto anche l'apporto dei comici come apporto fondamentale alla popolazione. Dunque, insomma, ci fa piacere, perché molti si sono improvvisati con le dirette e voi siete riusciti a farlo veramente in maniera bella. Bravi. Grazie. Ragazzi, Grazie però spieghiamo un attimo. Pagina Facebook per tutti gli amici che la vogliono seguire, c'è scritto sopra in alto Flynbus Theater, giusto? Flynbus Theater. Quadriamo No, aspetta, qua. Eccolo là, li andate a seguire. Loro si occupano di... Dai, spiegateci voi di cosa vi occupate poi al di fuori di questa telequarantena. Allora, adesso le puntate sono terminate, ma rimangono tutte registrate sulla nostra pagina Facebook e anche sul nostro canale YouTube, che si chiama sempre come la nostra compagnia teatrale, ovvero Flynbus Theater. Come simbolo abbiamo il galletto, perché siamo una compagnia teatrale di campagna. Dei campagnoli. Facciamo corsi di teatro per bambini e ragazzi e adulti, ma la maggior parte dei nostri corsi è per i ragazzi, e soprattutto abbiamo la nostra compagnia con cui giriamo provincia e fuori provincia con le nostre commedie, quindi il nostro è un teatro comico, prettamente comico. Perché ragazzi, voglio dire, è dura per il teatro, per il mondo del teatro, dello spettacolo in generale, e purtroppo penso che sia una delle ultime cose che riaprirà, no? Infatti, così ci dicono. Infatti anche noi con telequarantena ci siamo fermati momentaneamente, adesso passiamo alla fase 2, stiamo a vedere un po' come si metterà la situazione e stiamo già ragionando di ripartire con la seconda stagione di telequarantena e con una proposta diversa, più adeguata anche al periodo estivo. Insomma, adesso stiamo valutando tutte queste opzioni. Comunque la prima stagione siamo diventati come una serie TV. La prima stagione è stata esatto. Volevo sottolineare che nella seconda stagione, se Conte ce lo concede, avremo anche il corpo di ballo. Sarebbe stata una bella roba. Ci dà il consenso Conte, noi avremo delle ballerine, però dovremo chiedere a una casa di cura se ce le prestano per qualche serata, insomma. Oppure l'altra opzione di far ballare solo dei gran congiunti, dei gran parenti. Esatto. C'è chi arriva con la stampella, c'è chi arriva senza, insomma, dipende che parenti, ecco, dall'età dei parenti, però insomma li stiamo già contattando tutti, parenti anche zie di Milano che ormai non sentivo più da anni. Perché ragazzi, noi abbiamo detto che noi con la diretta ci fermiamo qua, abbiamo dato la promessa che molto probabilmente verso settembre, adesso lasciamo passare l'estate, faremo una sera alla settimana in diretta. Stiamo provando a fare qualcosa, però chiaramente a emergenza finita e negli studi, a patto che dopo questo Libera Tutti che ci sarà tra virgolette da domani, e non ci richiudano con il lucchetto ermetico, e allora là magari vedremo di fare qualcosa. Perciò speriamo, come avete detto voi anche all'inizio, speriamo di non farne più. Voi all'inizio avete detto l'unica diretta che non si vede l'ora che finisca il palinsesto, effettivamente, perché è vero. I teatri dicono che riapriranno addirittura a fine dicembre, primi di gennaio. Speriamo che prima, perché noi viviamo di teatro come tante realtà come le nostre vivono di teatro, e quindi sarà duro arrivare fino a gennaio. E poi anche noi, il nostro pubblico, i nostri ragazzi avranno sicuramente voglia di fare teatro, ma non sappiamo se ci sarà la possibilità. Lo scopriremo solo vivendo, insomma, di come evolverà questa situazione per questo aspetto. Esatto. Poi però è bello che loro sempre molto positivi, molto, vuol dire. Anche voi lo sapete che fare teatro senza il pubblico davanti è difficile. È dura. È dura. Anche se devo dire, però, non so voi, però a un certo punto poi ci si abitua.
si percepiscono le risate tramite i messaggi, non lo so, è strana questa cosa che anche all'inizio era drammatica, perché cioè, se non senti ridere fai una battuta, no? Però È vero, all'inizio delle prime puntate era dura, era difficile, dopo un po' ci siamo abituati, ma poi soprattutto ci siamo detti una cosa: dobbiamo divertirci noi. Dobbiamo divertirci noi, dobbiamo fare vedere alla gente che noi ci divertiamo. E di conseguenza la gente si sarebbe divertita. Fondamentalmente, dici. Sì. Bene. Allora, ragazzi, che dire? Niente, io vi ringrazio per il vostro intervento, ci ha fatto veramente piacere avervi con noi. Grandi. Se volete dire qualcosa, volete, non so, invitare qualcuno a seguirvi, fate voi, vai, come se foste a casa vostra, diciamo. Noi vogliamo alla gente che ci sta guardando in questo momento, vogliamo dire che la nostra pagina Facebook rimane con tutte le puntate di Telequarantena, andatevi a vedere qualche puntata, perché ogni puntata è totalmente diversa dall'altra, con ospiti ma anche soprattutto collegamenti e personaggi interpretati da noi, diversi, altri fatti fuori dallo studio, e comunque ogni puntata non è mai scontata, c'è sempre qualcosa di diverso. Sulla nostra pagina Facebook FNIL Bus Theater trovate tutte le puntate, poi tenetevi in contatto perché potremo tornare anche improvvisamente una diretta, bam! Potremo tornare prima del previsto e guardate e commentate soprattutto, ma la parola d'ordine è sempre condividere. Condividete condividere. Anche noi l'abbiamo detto con la diretta. Dunque, Damiano e Roberto Scalabrini. Alessandro. Alessandro, io i nomi. È un mio congiunto. Però Roberto è più bello, a me piacerebbe. Roberto. E tra l'altro l'ho appena letto, dunque l'avevo appena letto. Potrebbe starmi bene. Cioè, hai la faccia da Roberto, questo è il problema. Sai, loro da Verona guardano la faccia, dico questo è Roberto. Ho la faccia da ragazzi. Roberto, diciamo che faccia da Damiano, allora va bene. Ragazzi, infatti è per questo che molti sbagliano col nome e mi chiamano culo. Esatto, ragazzi, volevo dire che è stato proprio bello conoscervi 10 anni fa al laboratorio Zelig di Padova con l'autore Marco Del Conte, magari ci sta guardando, chi lo sa. Ciao Marco. Ciao Marco. Marco. Sarà in qualche parcheggio. Una bellissima esperienza. Dai. No, questa è la cosa nostra. Ciao Damiano. Ragazzi, noi vi ringraziamo. Ciao ragazzi. Continuate così, ma chiaramente questo è solo l'inizio, ci sentiremo, magari poi faremo anche magari delle cose insieme. Chi lo sa, adesso è nata la moda, il coronavirus ha fatto uscire la moda delle dirette, dunque siamo qua. Se voi che ci seguite da casa avete voglia di sentire un po' questa bella accento emiliano che fa sempre molto allegria, andatevi a seguire Telequarantena e Nil Bus Theater. Ciao ragazzi, grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Siamo, Ciao. Cosa, scusa? Non ho capito. No, se voi ci siete, noi ci siamo, il nostro slogan. Certo, grandissimi. Noi lo slogan non ce l'abbiamo, ma perché siamo dei centroni, voi siete molto più seri, si vedevano anche dai numeri della diretta. Grazie ragazzi. Ciao. Grazie. Ciao. A voi. Ma lo senti anche tu un profumino? Sì, io sento un profumino di salsiccia. Cos'è che allora vediamo per chi si è collegato in questo momento. Noi abbiamo il cuoco in diretta, ragazzi, sta preparando risotto, ripasso e radicchio. Sta tostando il riso. Il nostro mastro risottaro Giovanni Renofio che sta tostando il riso. Non ha fatto come mi ha spiegato Giovanni, non so se ci sta ascoltando, il sistema per il risotto con il tastasale, ovvero che tu prendi 2 parti di brodo, una parte di riso e 2 parti di brodo, dunque tu hai tanto riso così nella pentola, ne metti il doppio, il riso lo metti dentro al brodo bollente, lo lasci lì coperto a fiamma bassa. Io ho detto no, io una giratina gliela do, no, ma si attacca, no, non mi viene bene. Lo assaggi con la forchetta da sopra piano piano. Oh ragazzi, io non farò mai più il risotto a rompermi i coglioni a mescolare, perché mi pare che l'aveva detto l'altra volta che se tu usi l'altra volta l'aveva detto che se tu usi questo sistema
fa una sorta di pressione tra il fondo della padella e la base del riso, fa una sorta di intercapedine, quindi non si attacca. Se tu invece vai a girare, quindi com'era? Lo prendi e lo butti dentro nel brodo e lo lasci lì, quindi. Tu prendi il brodo bollente e li metti dentro il riso, fine, abbassi la fiamma, basta. Io ho detto no, mi si attacca, invece no, non l'avevo mai fatto, non l'avevo mai provato, ma lo farò sempre così, perché tu dopo, quando vedi che il brodo si è consumato, lo assaggi e se tu fai 2 parti di brodo, una parte di riso, cioè tu quando metti nella pentola il riso, ti metti il doppio di brodo. Sì. Comunque, volevo ricordare che i Renofio sono fratelli e sono tutti cuochi sopraffini. Cioè il fratello adesso, scusa il nome, cioè è un fratello di Renofio al ristorante Isola Scala, si chiama Vecchio Balilla, e un altro fratello al ristorante a Buttapietra che si chiama Il Ventaglio. E ho mangiato da tutti e due i fratelli e si mangia benissimo, ragazzi, andateci. Il Gigi li avrà chiamati oggi pomeriggio e ho detto io faccio un po' di pubblicità, però tu appena finisce mi offri una cena. Infatti ragazzi, no, io l'ho fatto con il cuore, basta. Chi vi dice che lì dove si trova Giovanni adesso non sia la cucina di Gigi? Sarebbe che nell'altra stanza c'è Gigi. E per quello che sentivo bene il profumo. Tutto induzione, guarda, brodo, sedano, cipolla, carota, ragazzi, non scherzo. Giovanni, scusa, com'è che avevi detto il brodo? Com'è che si chiama il brodo? Com'è che l'hai chiamato? Ci senti? Te l'ho detto che ha tolto il volume. Sì, volevo sapere Sì, no, ma tu l'altra volta avevi detto che sennò il brodo, come si chiama? Brodo? Diamo solo i dadi, mettiamo il dado. No, ma al posto di chiamarlo brodo di dado, come avevi chiamato? Brodo? Chiario. Con un'altra cosa. No, ma aveva detto un nome specifico per non dire dado. Adesso un attimo che sono concentrato. È concentrato, lasciamolo concentrare, andiamo a vedere più tardi la preparazione. Comunque il riso è online, diciamo. Allora, fatemi vedere un po'. Hanno fatto una richiesta per un saluto. C'è Fabrizio che ci chiede di salutare la piccola Checca, sua figlia. Sua figlia. Ha detto se possiamo salutare la piccolina. Allora, una delle mie cagate, no, ragazzi. C'è Loris Loris Giardini che saluta Giovanni, si vede che si conoscono. Silvia Bianchini, che la salutiamo. Cinzia Donno, Silvia viene avanti. Alberto Lonardi, grande dell'Isola Scala, un grande cuoco. Stefania, vabbè. Michele Comparin. Ciao a tutti, noi dal Messico ci stiamo facendo un risotto in vialone nano con gli asparagi. Matteo, grande Matteo, alias Mario Bianchi. Allora ragazzi, noi giochiamo, cosa facciamo? Facciamo il gioca Gigi o facciamo il... Io sono un po' cotto, ragazzi, oggi... se sei cotto facciamo il gioca Gigi. Però no, facciamolo... Stavo anche montando il video. Oggi ho fatto un giro in bici, ho detto ma sì, esco a fare un giro in bici, anche perché ragazzi qua basta, fine, da maggio, pizze, torte, mi sono messo sulla bilancia per lo spavento di Tommy, via, girettino in bici. Che cazzo c'è Tommy? Ma anche lui ha smesso gli allenamenti di calcio. Anche lui ha fatto il giro in bici. No, ma aspetta, siamo partiti, ho detto faccio un giro sull'argine. Poi mi sono detto, adesso dicono che si può uscire fuori comune, eravamo abbastanza assettati sportivi, non c'era nessuno, ma neanche ciclisti. Questi rompono il cazzo quando si lavora, non c'è, ve lo giuro, ho visto 2 ciclisti professionisti, tutta bicicletta da corsa, tutta qualche famigliola, non c'era una macchina, era alle 9, sono partito presto, 9 ero già in strada. Insomma, tira, molla, martella, sono arrivato a San Michele, cazzo, siamo tornati 30 chilometri e... Vabbè, io piano, però lui più piccolo li ha sentiti, 30 chilometri, li ha sentiti. Guarda, io posso dire di aver fatto 30 chilometri... Sì, è sul divano, distrutto. Sì. Posso dire di aver fatto 30... Posso dire di aver fatto 30 chilometri in casa, ma con l'aspirapolvere oggi, quindi...
Poi volevo rispettare, passando da San Michele, volevo rispettare alla lettera il DPCM, ma purtroppo la bicicletta di Tommaso gli si è rotto il freno, dunque ha fatto dei chilometri con il freno tirato, e gli ho staccato il freno e siamo dovuti andare dai nonni per effettuare la riparazione, ve lo giuro, su mio figlio. Ho detto, andiamo dal nonno, c'ha le chiavi, e così ci siamo... Però abbiamo non dà anticipato di fastidio, qualche ora. ma avevi la mascherina, cioè ce l'avevi su? O te la sei messa stile barbetta, come dice Ruzza? No, allora, quando si fa sport si può abbassare. Perché Dopo, se cavolo... si incontra qualcuno... Allora, ho trovato dei vicini di casa, li ho visti, però ho detto, era tanto che non li vedevo, loro ci seguono dalla pagina, e il signor Bruno gli ho detto, guarda, però ci salutiamo, ho detto, però sai, no, ma assolutamente siamo stati a 2 metri, complimenti, bravi, vi ho visto, chiaramente guanti e mascherina. E mia mamma era un po' titubante nell'avvicinarsi, si voleva tenere a distanza. ma quello ragazzi, sempre... Sì, no, è sconvolgente. Quello che andremo a scoprire nei prossimi giorni, secondo me, sarà molto interessante come questa quarantena. Io ve lo posso garantire, a partire dalle strade vuote la domenica. Io ho un'idea, Mauro, perché parlando che sei andato a fare il giro in bici, ti immaginavo con il vestito, quello con il caschetto che metti sempre, no? No, ero con la bicicletta, quella, diciamo... la Graziella. Biciclettina, guarda, no. Se riesco a farvi vedere 2 immagini al volo, guarda, vediamo. No, non mi sono abbardato, no, perché ho con la bicicletta da passeggio, e ho detto faccio un giro veloci. Vediamo se riesco a farvi vedere, perché ho delle immagini. E aspetta che stavo leggendo dei messaggi, perché avevo invitato delle altre persone, però no. Vediamo un attimo se riesco a farvi vedere. Allora, nel frattempo diamo una sbirciatina a Giovanni, cosa sa, perché il riso è su, Giovanni, come siamo messi qua col risotto? Ci senti? Siamo messi bene, il risotto sta andando in cottura, il nostro ragù sta andando in cottura. Allora, ripetiamo per chi si è collegato adesso, cosa stai preparando? Un risotto con salsiccia, radicchio rosso e ripazzo, che è un vino. Ripazzo. Traffico naturalmente il riso bianco nano, meglio su GP e... Allora ragazzi, vediamo se riesco a farvi vedere, perché guarda, vi faccio vedere delle immagini. C'era una giornatina mondiale e soprattutto... bella giornata oggi. Adesso, allora, vi faccio vedere, guarda, lo stavo montando perché ho fatto delle immagini. Che profumo qua sotto. Ecco, questa qua è bellissima, guardate, Allora, guardate un attimo che adesso ve la faccio vedere, guarda, l'ho trovata. Allora, tunnel spaziale, via. Dopo una domanda per Giovanni. Allora, si vede, no? Sì. Guardate che giornatina, sì. Ragazzi. Guardate che giornatina. Figo! Sì, oggi era... A me quando c'è il cielo azzurro, il sole e quelle nuvole fatte così, accumulo, ciao. Mettimi lì 2 anni e adesso? Il monumento a Mosconi, poi? No, adesso vi faccio vedere l'autostrada. No, l'autostrada. Ragazzi, no. A4, Milano-Venezia. A4, Milano-Venezia. C'è uno in bicicletta. No, autostrada A4 Milano-Venezia. Guardate che roba. Guardate che roba. Nessuno. Ma non aspetta la mezzanotte che vedrai tutti i fidanzati e le fidanzate. Boom, aspetta. Ho idea anch'io. Ritorniamo al tunnel spaziale. Io sono uno di quelli, Io come scatta a mezzanotte, via, mi fiondo in macchina, ciao ragazzi. Ragazzi, allora, guarda, andiamo di Gioca Gigi, dai che manca un quarto d'ora, poi vediamo il Gioca Gigi, ma non ho chiesto gli spunti. E allora chiedi gli spunti che andiamo come ieri. Li prendo dai commenti, però vuoi fare il Gioca Gigi o prima facciamo il best of del momento di Conte? Sì, no, prima best of, però tu allora,
nel frattempo se vogliono lanciare dei suggerimenti. Ah, ok, allora ragazzi, per il gioca Gigi finale, se volete, ormai siamo rimasti lo zoccolo duro, quindi le regole le conoscete. Scrivete pure il titolo di 2 storie completamente inventate, il genere, un genere di film, e Gigi le improvviserà completamente. Nel frattempo, prima di passare al best of dei meme, volevo fare una domanda tecnica a Giovanni, quindi seria, che metterà ancora in risalto le mie doti culinarie. Giovanni? Dimmi tutto, comandi. Ascolta, io mi faccio spesso, da buon fitnessman, l'albume, ok? L'albume d'uovo. No, ripeti la domanda. Allora, io mi faccio spesso l'albume d'uovo, ok? Nella pentola antiaderente. Però fiamma bassa, continuo a girare, ma scopro che non è così antiaderente, perché più la roba che mi si attacca, più l'albume che mi si attacca, che è quello che riesco a mangiare. Come faccio a non farlo attaccare? Cambi pentola. Perfetto. Qui c'è una pentola di me proprio. No, diciamo che magari non è più antiaderente, che è un po' allontanata, non è più aderente. Oddio, è una pentola di 12 anni fa. Andrebbe cambiata? Perché? Perché ti rispondo? Perché? No, ok, non sapevo del fatto che cioè, quindi la pentola è antiaderente, ma per un po', cioè con l'usura va cambiata, quindi. No, è antiaderente, sì. Antiaderente non ha una durata vita. A parte che antiaderente sarebbe sempre meglio non usarle. Perché? Sì, la pentola. Ah, va bene, grazie allora. Me le mangio crude stasera. No, ma io poi leggo i messaggi, c'è lui che si scrive con le sue amiche. Ma che te frega? Questo si scrive nella chat con le sue amiche. Cos'è che gli hai scritto? Dillo in diretta. Sei curioso, però. No, cioè, se continui a parlare te, intanto scrivo io. No, ma dimmi quello vuoi. No. Cristo santo! No, ma no cosa? No, ma che te frega, dai, va avanti. Ma lei ti ha scritto in privato e tu gli hai risposto in pubblico. Ho scritto, non so se ho risposto in pubblico. Guarda che è un personaggio. Senti che profumo che c'è qua sotto. È vero, sono geloso, Sabri, è vero. Mamma mia. Geloso, Cioè io Gigi, io faccio sta dichiarazione pubblica, io ti amo Gigi, cioè non lo so, non riesco a elevare il mio sentimento se non così. Ho letto sotto, cazzo, Gigi Baldassare. Vedi che ti scrivono che te frega, Invidioso, è vero, sono invidioso. No, ma c'è robe loro, dai. Perché ci hanno detto che su YouTube non si vede la diretta. No, dai, veramente c'è qualcuno che ci dà. Non è possibile. Wow, aspetta, Si vede. Ne ho 11. ho visto una forchetta, ma c'è già il riso pronto? No, c'è già il riso pronto, lo sta assaggiando. Gigi, mettitela via, non lo puoi mangiare quel risotto. Sì, infatti, Gigi, è inutile che te stai là. Oggi è andata così. Esatto. Andiamo, dai, facciamo vedere la rassegna che tutte le sere il nostro Bettino ci offriva. Questo è il best of finale, con una selezione accurata fatta assieme a Gigi anche. Quindi. E allora adesso ve lo faccio vedere. Vai, tunnel Carpale. Partiamo con la prima. C'è la serie Conte dice cose. Per quanto riguarda i DPCM del Conte, la prima è: ancora un piccolo sforzo, finita questa quarantena farò piovere. Sì. Il tampone di Giovanotti sarà positivo finché è vivo. Tra l'altro mi ha fatto il tampone mia mamma e l'hanno selezionata e è andata a fare il tampone. Infatti per quello che era un po' indietreggiava oggi. Vediamo, ci dice un tampone. Speriamo bene almeno, dai. Ma sì, ma mio papà l'ha fatto, è a posto. Sì. Concorderò con Mondial Casa per vivere in casa. Il mio nome è Bond, Eurobond. E poi ancora lettino, ombrellone e plexiglass, 10 euro per quello che riguarda quest'estate le nostre vacanze, e le cartolerie potranno vendere i goniometri solo ai titolari d'impresa per ricordargli il concetto di 90 gradi. Mi raccomando. E qua è un po' triste, ma è vera. Dopo i boscaioli torneranno a lavorare quelli che in questa quarantena si sono allenati per aiutarli, gli uomini single.
Non l'ho capita. È bello che la sera che bello che la sera che l'abbiamo messa hai riso, Gigi. Ma adesso me l'hai già dimenticato. Dai, sta pensando al risotto. Il singolo più ascoltato dalle aziende, Conte featuring Daddy Yankee, riapriremo con calma, e questa è la prima locandina per quanto riguarda la serie di Conte fa collaborazioni con varie cantanti, dunque Conte featuring Daddy Yankee, riapriremo con calma. Quest'estate niente mare, Righiera featuring Conte, non vamos a la playa, questa è bella. Marrakesh featuring Conte, Badabun e Ciu. Los Locos, quelli della Macarena featuring Conte, Mascherena. Andiamo veloci perché ce ne sono veramente tante. Sì, me li ero dimenticati. Claudio Cecchetto featuring Conte, che c'è anche condiviso un video. C'è anche condiviso un Claudio video Cecchetto. C'è anche condiviso un video. Gioca e Chue. La SketchUp a Serie E diventano a Sembre featuring Conte e Sembra. Eccole qua, le tre figlie della SketchUp. Village People, torniamo negli anni 70, featuring Conte, One MCA. Andiamo con un'altra. Sei malato. Andiamo con un'altra copertina di canzoni: Giuseppe Conte, Gianni Morandi, Banane e Tamponi. E poi ancora Gypsy King featuring Conte e Giubì e Ciuba. Andiamo con i film, perché oltre a canzoni faceva anche film il nostro presidente per quanto riguarda il nostro Giuseppe Forte. Uno starnuto ti distruggerà, è Ciulk. Al supermercato aumenta ancora. Attento a chi frequenti, Pedro Eiborn, Giuseppe Conte, infezioni da Tiffany. Fidatevi, non è l'allergia, è Jumanji. Versione quella nuova però di Jumanji. Marron del Quirinele, a che devi restare? Vieni avanti, decretino. A che devi restare? Disgraziato. Fare la pizza non sarà facile, alla ricerca di lievito. Possiamo uscire? No, altrimenti ci infettiamo. Userò tutte le precauzioni del supermercato, memento i guanti. Un film di Christopher Nolan con Giuseppe Conti tatuato, e questa è nuova, ragazzi, in esclusiva, la cura era davanti ai nostri occhi. Il codice da Vincin. L'hai fatta stasera questa? Era l'ultima, no, era l'ultima. Era l'ultima. Davanti, Ghost Arnutio. E poi vabbè, questo era manca 8 minuti. Facciamo qualcosa o tiriamo dritti? Vediamo come ha finito il piatto Giovanni. Salutiamo. Ma sì, tiriamo dritti e ci salutiamo. Sì. Dai. Facciamolo la prossima volta, dai. Facciamolo riposare. Allora, il nostro Gigetto, no, perché io guarda, sono veramente non sono attivo. Però ragazzi, ufficio vi facciamo delle dirette, però anche se lo portiamo in ufficio meglio ancora, perché vuol dire che poi magari facciamo delle dirette dove siamo tutti e tre lì, giusto? Sì. Perché in teoria no, spero anche in pratica. No, allora adesso non ci si può vedere con gli amici, però noi in teoria non siamo, sì, siamo amici, però cazzo non abbiamo più l'associazione. Perché secondo me se avevamo ancora aperta l'associazione potevamo dire no, noi ci stiamo trovando. Gigi è il terrazzo. Oh ragazzi, è venuto fuori il risotto, pronti per il risotto? Allora, Giovanni Renocchio che in questa 45 minuti ci ha preparato questo risotto, radicchio, ripasso di Tommasi, giusto? L'abbiamo detto. Tommasi, salsiccia, eccolo qua. Il nostro radicchio rosso di Verona, il nostro riso IGP della Bassa Veronese e naturalmente la salsiccia ripetiamo, poi guarda, ricetta veloce: come fare il risotto, il radicchio e ripasso, via, dai, così per chi si è collegato adesso. Ma la ricetta la pubblicherò come quella della mela verde. Naturalmente servono circa 3 radicchi rossi, un 500 grammi di salsiccia porta a fine cottura. L'importante è salare poco il radicchio perché la salsiccia di suo è già salata.
L'ho detto veloce, ma la pubblicherò sempre sulla mia pagina Facebook, per cui sarà più descritta. Ricorda tutti i tuoi contatti, se uno ti vuole seguire, vuole andare a vedere cosa fai, dov'è che deve andare? Ristorazione in corso, è la mia pagina, e magari qualcosa, come ti ho detto, più avanti, direttamente dallo studio, potremmo inventarci qualcosa. Sì, ragazzi, perché per la diretta adesso tutto quello che vedete qua è un assaggio, perché noi poi la faremo in diretta e assaggeremo finalmente realmente il risotto. Giovanni, noi ti ringraziamo, chi vuole seguire, gran bel piatto, purtroppo non lo possiamo assaggiare, però mangialo tu alla nostra salute, diciamo, via. E rifacciamo il punente dalla settimana prossima anche di dovevamo farlo venerdì, non l'abbiamo fatto perché mi sono un po' perso anch'io, però noi adesso cercheremo o The Riffet o The Raffet, insomma, o qua di vederci e cominciare a creare qualche idea, perché io ne ho già per fare dei video, però adesso bisogna vedere perché la mascherina cazzo con i baffi. Ma no, non spoilerarlo. Vabbè, ma lo spoileriamo ai nostri, che ringraziamo, ragazzi. Allora, se io guardo, sono ancora qua che ci seguono, Sabrina Vesentini, vedi c'è sempre, sento ancora, Cinzia Donno, Cristiano Palazzi, Sabrina, vabbè, Mirko, ci è stato tutte le sere, è stato sempre con noi, Vittorio Cecchinato, veramente eravate in tanti, ragazzi, grazie anche voi per averci tenuto compagnia, perché Davide Angelini, poi c'è questo Gigi Baldassarri che è un nostro fan, sa che lui ci segue, vedete. Con la Sabrina. Allora ragazzi, io devo dire che questa ventina giorni di dirette sono servite, non l'abbiamo fatta, sono andato anche nei giorni. C'è stato un certo punto non capivo più un cazzo, ho detto, ma che giorno è? Lunedì, martedì? No. Perché avevo questo appuntamento comunque dal lunedì al venerdì, Beppe preparava i meme, ci organizzavamo per fare la cosa, e comunque sia, come tutte le cose, sì, ci si diverte, però ci sono delle sere che coglioni, devo fare la diretta. Però è stato per me vitale, perché veramente mi è volato questo periodo. Poi da domani io non posso comunque uscire, devo aspettare venerdì, ma questo è un altro cazzo. No, io sono uno dei tanti. Oh ragazzi, venerdì e da domani io ho prenotato in ritardo, cioè nel senso, da domani fino a venerdì c'è, ricordi di avere la patente scaduta, e dal momento che hanno, come me, che hanno compilato l'autocertificazione per la prima volta. Allora, ragazzi, io spero di vedervi presto, perché cazzarola è anche con voi che è un paio di mesi che non vi vedo, o no, Gigetto? Cosa hai fatto al cappello? Te l'hanno chiesto anche qua in chat, hanno detto, cosa hai fatto al cappello? Ah, scusa, te l'avevo bloccato un attimo perché c'era le cappelle. Ma hai tolto il microfono. No, perché i capelli devo sistemarli. Devo sistemarli un po'. Ecco, adesso va meglio adesso. Perfetto. Qua, magari se io domani ho voglia di mettermi a fare due chiacchiere, accendo, poi se loro vogliono intervenire e farmi un salutino, cioè non è che diciamo, è finita la serie di dirette con i vari interventi. Dunque tutto quello che ci sarà in diretta ci sarà, però molto improvvisato, molto come viene. Improvvisato, cioè entriamo, facciamo dei saluti. Allora, Gigi, vuole che saluti anche Lupiero. Ciao Lupiero. Torna su. No, che torna su? Fatti i cazzi tuoi, Gigi. No, torna su che deve cucinare, è bravissimo. Cucino io, non ti preoccupare. No, ragazzi, andiamo a cena, andiamo a fare qualcosa. E io ringrazio tutte le persone che sono rimaste con noi in questi giorni. E hai fatto la pizzetta, Gigi, questa sera? Sì, la pasta l'ho preparata, adesso io ragazzi sarà lievitata. Ho fatto una pizza mondiale in questa quarantena, però ho detto basta, adesso fine, devo smaltire. Allora, niente che dire, dai, ringraziamo tutti quelli che sono rimasti con noi, la cinquantina fissa tutte le sere. Faremo una festa, questo è sicuro, e faremo una festa, la organizzeremo, non nell'immediato, però la faremo con tutte quelle persone che tipo marzo dell'anno prossimo, quando si potrà tornare a fare le feste. Vediamo. Comunque voi nel frattempo seguiteci sempre con la diretta, oppure magari non so, scriveteci un messaggio in posta, ricordateci chi eravate,
tutti voi che avete seguito, la cinquantina che hanno seguito assiduamente tutte le sere, scriveteci un messaggio magari in posta sulla pagina, che poi noi vi contattiamo quando organizzeremo questo evento. Bene, Ciao ragazzi tutti. miei, io vi saluto, magari ci vediamo le prossime sere, dai, se ci vogliamo buttare dentro in diretta qualche pomeriggio, dunque non è un addio ma un arrivederci. Gigetto, buona cena, buona pizza. Ciao Ci e buon vediamo. appetito a tutti, ciao. Beppe? Ciao ragazzi e grazie per essere stati con noi questo periodo. L'unica cosa che però vi voglio dire questa sera, anziché le mie solite musichette sceme, è questo, che da domani c'è una grande opportunità, si può uscire un pochino di più, le cose vengono allentate, quindi mi raccomando, facciamolo con la testa perché è una grande occasione, cerchiamo di fare veramente gli italiani e non mandare tutto a puttane, ok? Buona serata. Ciao, grazie Beppe. Mi raccomando, noi abbiamo detto che questa diretta tornerà tutte le sere assiduamente come abbiamo fatto adesso, se per caso ci fosse un patatrack e si dovesse tornare indietro. Stiamo in campana, anche perché ragazzi, io vi garantisco che devono far cassa. C'è un casino di controlli, dunque fate le cose fatte bene. Buon, diciamo, piccolo passetto verso la normalità. Dunque, mi raccomando, occhio, fate quello che vi dicono e andrà tutto bene. Anche se qualcuno dice oramai non sta andando tutto bene, ma si sistemerà tutto. Ciao ragazzi, buona serata e grazie ancora per averci tenuto voi compagnia a noi. Ciao!